un'importante iniziativa oggi dell'ANDI, Dipartimento Regione Sicilia, un congresso regionale che si svolge qui ad Agrigento, che vede appunto Agrigento al centro di tanti medici odontoiatri specialisti confrontarsi sulle nuove tematiche, sui nuovi sviluppi, i nuovi metodi insomma, di curare. Questo è il primo evento che fa il Dipartimento regionale dell'associazione di categoria dopo il Covid ed è un evento che ha raccolto come partecipazione un grande successo con la presenza del Presidente nazionale delle università siciliane, con l'albo professionale, l'ordine professionale con la CAO nazionale e dell'ENPAM, dove ci sono tanti protagonisti che si ritrovano qui ad Agrigento per un evento di valenza regionale e nazionale. Oggi un'interessante iniziativa qui ad Agrigento, avete scelto proprio Agrigento, perché Presidente? Perché la Sicilia, per quanto riguarda il nostro movimento, la nostra associazione, è veramente un luogo fondamentale, sono tantissimi colleghi iscritti all'associazione, in Sicilia ci sono sedi universitarie, c'è cultura che produce e c'è un movimento in generale positivo per quanto riguarda l'odontoiatria italiana che abbiamo voluto celebrare con la nostra presenza. Punti fermi e nuove prospettive, e questo è il leitmotiv dei 2 giorni che si terrà. Sono tante le novità nel nostro settore che stiamo cercando di diffondere naturalmente a tutti quanti i livelli, in particolare c'è tutto il sistema del digitale che sta creando sempre maggiori possibilità di intervento e sempre più precise a favore della popolazione, del cittadino paziente. Insieme a questo però ci sono tanti altri passaggi che noi stiamo portando avanti anche in termini di sostenibilità della spesa odontoiatrica, con iniziative di sanità integrativa gestite direttamente dalla categoria, con opportunità di volontariato che si rivolgono alle popolazioni più fragili, e su questo abbiamo come associazione lavorato tanto, e in Sicilia ci sono tanti esempi positivi. Ecco, è importante, si ritorna diciamo, a vivere di presenza dopo la pausa del Covid, e come medici odontoiatri come avete vissuto questo triste momento? Ma come medici odontoiatri noi ci siamo sicuramente portati avanti in termini, come sempre peraltro, in termini di attenzione al rischio biologico, chimico e infettivo, quindi siamo stati capaci di produrre iniziative di prevenzione e di procedure interne dello studio che hanno protetto il paziente in primis, ma anche tutti noi e il personale di studio. Per quanto riguarda il periodo è un periodo difficile da tanti punti di vista. Un punto fermo qual è? È quello che bisogna che il paziente continui a fare prevenzione odontoiatrica, perché il vero problema del Covid, oltre a quello che ha creato per quanto riguarda l'odontoiatria, è che molti non sono più andati dal dentista e oggi le patologie sono aggravate e questo comporta maggiori costi e maggiori difficoltà. Presidente, ecco, quali sono le nuove frontiere dell'odontoiatria, un po' non solo in Italia ma anche in Europa? Ecco, su quale linee guida diciamo, svilupperete le nuove dinamiche, insomma, i nuovi interventi? Ci sono tantissime diciamo, tecniche. Sì, ci sono molte tecniche che riguardano soprattutto tecniche adesive, che sono tecniche che poi vengono utilizzate tramite modelli digitali, ma in particolare noi vogliamo ribadire l'importanza della prevenzione sempre più mirata, sempre più specifica, sempre più personalizzata, e questo è il vero tema oggi per rendere sostenibile l'odontoiatria a tutta la popolazione. Un convegno nazionale qui ad Agrigento dove voi siete presenti come ente mutualistico dei medici, ma in generale anche dei dentisti. Ecco, verso che tipo di previdenza si va? Noi stiamo cercando di mantenere i privilegi che, come la politica definisce le pensioni dei medici, i privilegi che abbiamo avuto. Il privilegio si tratta semplicemente di questo, che possiamo utilizzare i soldi che versiamo per pagare le pensioni senza che ci siano delle trattenute o delle cose particolari. Siamo indipendenti dal PIL, siamo indipendenti da tutto, basiamo tutto sul nostro reddito e quindi siamo autonomi da questo punto di vista. Ci battiamo per la nostra autonomia per poter dare pensioni sempre più alte, con contributi sempre più bassi, anche se c'è un momento di crisi notevole e dobbiamo aiutare i giovani con il patrimonio che abbiamo messo da parte, che è di circa 25 miliardi di euro, e dobbiamo investirlo nei giovani iscritti
agli ordini dei medici e degli odontoiatri in maniera che possano lavorare meglio e più velocemente possibile. L'impatto col Covid come è stato come ente previdenziale anche nei confronti della categoria stessa? L'impatto col Covid, noi abbiamo utilizzato circa 180 milioni di euro per sostenere il reddito dei liberi professionisti che non potevano lavorare in quel periodo. Abbiamo utilizzato una parte del rendimento del nostro patrimonio per sostenere anche i superstiti, gli orfani dei colleghi che sono morti per il Covid. Abbiamo aiutato tutti con circa 200 milioni di euro. Questi 200 milioni di euro si paragonano ai 24 milioni di euro che lo Stato ha messo a disposizione dei nostri iscritti. Quindi la nostra autonomia è sempre importante, dobbiamo mantenerla sempre di più per poter aiutare anche in questo caso. Il welfare dei professionisti è una cosa seria, nel senso che fino a poco tempo fa, fino a 10 anni fa, i professionisti erano abbastanza autonomi singolarmente, potevano permettersi 2 o 3 mesi di non lavoro per malattia o per altre cose, adesso non possono più e quindi c'è bisogno di un sostegno di collegiale di categoria serio e l'ENPAM è l'ente giusto per fare queste cose. Noi come ordine ovviamente abbiamo come punto fermo quello della deontologia e del rapporto corretto col paziente. Questo ho sottolineato io in quest'ambito, ci rivediamo dopo un po' di anni, ovviamente dopo la pandemia, e ci rivediamo in presenza per questo bellissimo congresso organizzato da Andi Sicilia e dobbiamo quindi ripartire appunto dai punti fermi della professione. Per uscire da un periodo in cui non abbiamo visto molto di frequente i nostri pazienti, che è quello del lockdown iniziale, e un periodo successivo in cui comunque abbiamo subito una certa crisi come professione odontoiatrica, per ripartire dobbiamo ripartire dai punti fermi che sono appunto il rapporto corretto tra medico odontoiatra e paziente e quindi la valorizzazione degli aspetti deontologici, quindi libertà da parte del paziente di poter scegliere il proprio dentista e non essere influenzato da fattori esterni come la pubblicità o certe società di capitale, e libertà da parte del dentista, questo è importantissimo, di poter condurre una diagnosi e una terapia in piena autonomia. Questi sono i valori dai quali partiamo e quindi punti fermi ai quali fa riferimento anche il titolo di questo bellissimo congresso di Andi Sicilia. Si riparte dopo la pausa Covid che ci ha un po' disorientati e messo apparentemente fuori gioco. Oggi abbiamo scommesso sulla ripartenza e devo dire che per l'affluenza di pubblico, per l'interesse che ha suscitato l'argomento, per l'interesse suscitato dalla presenza di relatori di livello, oserei dire, internazionale, finalmente Andi Sicilia riparte con i congressi regionali. Questo è il primo appuntamento appunto dopo la pausa obbligata del Covid e devo dire che il successo sta agli occhi di tutti. Un ringraziamento particolare da questa Camera la do agli organizzatori di Andi Agrigento, ai responsabili e all'esecutivo di Andi Agrigento. Non fosse per loro forse oggi non staremmo qui a festeggiare la ripresa dei congressi regionali Andi Sicilia. Ecco, brevemente, come si è vissuta la pausa del Covid, di 2 anni intensi, il Covid che ancora non molla nel vostro settore? Infatti si è vissuto in modo molto critico, però con grande responsabilità. La professione è stata sempre a disposizione dell'utenza, anche nel periodo del lockdown abbiamo garantito l'assistenza ai cittadini e avevamo l'obbligo, oltre che istituzionale, anche morale, di garantire l'assistenza ai cittadini in caso di necessità e per appunto non caricare le strutture pubbliche di persone che magari non avevano il code e rischiavano, andando in una struttura pubblica, di prenderlo. Quindi il ringraziamento va a tutti gli odontoiatri che si sono veramente messi a disposizione in quel periodo senza crearsi il problema di venire contagiati, adottando chiaramente tutte le precauzioni indicate dal Ministero della Salute, tant'è vero che statisticamente il posto dove si è preso meno Covid, tra virgolette, sono proprio gli studi odontoiatrici, quindi va in ringraziamento a tutta la professione odontoiatrica siciliana nonché nazionale.